Ben trovati in questa nuova puntata di Dei Prodi e quest'oggi parliamo anche di imprenditoria, ne parliamo con un giovanissimo che molti di voi poi conosceranno per altri motivi. Siamo in compagnia di Farouk Kassam, ciao. Ciao, ciao. Intanto il buon augurio per l'apertura di questo locale, il tuo locale, siamo a Olbia in Via Aldo Moro, questo è il Fly Café e lui è il proprietario di questo locale. Ma perché poi metterti su nel mondo dei locali? Ma perché diciamo che di famiglia mi è sempre piaciuto avere da gestire qualcosa e diciamo che adesso dopo aver finito l'università gestire un locale, un bar come questo qua che ho creato io dall'inizio alla fine mi è sempre stato un mio desiderio, quindi insomma eccomi qua, adesso devo lavorare sperando che vada tutto bene, insomma, ecco. Un nuovo percorso nella tua vita. Ma Farouk, sicuramente molti in questo momento, molti amici che ci stanno guardando si chiederanno: ma è Farouk Kassam quello che negli anni 90 è stato rapito? Ebbene sì. Ebbene sì, direi che sono io. Purtroppo. Purtroppo sono io, sì. Ma parlando anche di quel periodo, ma tu cosa ti ricordi, Farouk, di quegli anni 90, tu ragazzino che venivi rapito e per tanti mesi poi sei stato tenuto dai rapitori? Ma io cosa ricordo? Il fatto che ricordo tantissime cose di quei giorni, anche perché 6 mesi non si scordano così, anche in 16 anni ormai che sono passati. Io ricordo sempre quella grandissima grotta dove io stavo, dove io non potevo assolutamente muovermi, ero sempre coricato, mangiavo malissimo, mi facevo anche frustare dai rapitori, insomma immagini bruttissime che sono ancora rimaste in mente. Però insomma adesso sono qua, sto bene, l'importante è questo, diciamo. Ma in qualche modo questa esperienza che hai avuto ha influito anche in quella che è la tua vita di oggi? Tu hai 24 anni oggi, giusto? Sì, ho 24 anni. Ha influito in qualche modo nella tua vita questa esperienza? E come ha influito? Ma io credo comunque che sia influito sulla mia vita. Purtroppo non so dire come ha influito perché avevo 8 anni, quindi ormai ho vissuto più parte della mia vita con questa storia alle spalle che senza. Perché avevo 7-8 anni quando è successo, adesso ne ho 24, quindi non saprei dire adesso come ho potuto crescere con questa storia oppure senza aver vissuto quella storia, aver avuto quella storia alle spalle, non so come sarei diventato, insomma. Ma quando tu eri dentro la grotta, Farouk, ma io sono sempre molto curioso, ma loro ti frustavano per quale motivo? Tu facevi il cattivo, piangevi, ti lamentavi oppure erano loro proprio disumani nel trattarti, nel... Beh, diciamo che loro mi davano da mangiare del grasso di maiale. Io non volevo mangiare, per farmi mangiare mi davano qualche frustatina, diciamo, sulla schiena. Quindi io mi sentivo obbligato a mangiare queste cose ed ecco, insomma, non ho mai pianto, sì, ho pianto all'inizio, però poi mi sono adeguato anche alla situazione. Sai, uno si ritrova in certe situazioni dopo tanto tempo, dice questo è il mio destino e non conta più quello che circonda, quello che ti circonda, quello che era il passato. Uno pensa solo a rimanere vivo, stare lì e aspettare che succeda qualcosa. Due momenti importanti, a parte poi tutto il percorso, sono stati quelli sicuramente il giorno del rapimento e poi il giorno del rilascio. Quali ricordi hai di questi 2 giorni? Beh, il giorno del rapimento ricordo che io stavo cenando con i miei genitori e mia sorella. Arrivata una certa ora sono andato a letto, stavo per coricarmi a letto e sento dei rumori sotto casa, come dei passi pesanti che salgono le scale, poi vedo una persona incappucciata, mi prese sulle spalle, poi mi portarono via. Ovviamente non è stata una scena bellissima, era veramente da film, perché c'erano persone con fucili, pistole, era una cosa veramente brutta. Poi vedere i suoi genitori coricati per terra senza poter fare niente, legati, non è bellissimo. Invece il giorno del rapimento, di quando mi hanno rilasciato, stavamo lì in quella grotta, sempre quella là,
e a un certo punto uno dei rapitori mi prese sulle spalle, facemmo mezz'ora di camminata e poi mi appoggiarono su una roccia dicendomi di aspettare lì. Io ho aspettato là una mezz'oretta e poi è arrivata la polizia a prendermi. Il giorno del rilascio loro avevano preannunciato il fatto che ti avrebbero rilasciato, oppure è stata tutta una cosa che ti sei visto passare così? No, no, è stata veramente una cosa, io non sapevo niente, quindi io ero all'oscuro di tutto. Ma loro erano diversi quel giorno, in quegli ultimi giorni di prigionia, loro erano diversi nei tuoi confronti? Continuavano a frustarti o continuavano a volerti far mangiare per forza il grasso di maiale? No, no, mi facevano sempre mangiare il grasso di maiale. Quindi non è cambiato niente? Non è cambiato assolutamente niente, c'è stato giusto un cambiamento così all'ultimo minuto, quindi no. No, no, io non mi sono reso conto di niente, quindi Quindi era tutto uguale? era tutto uguale, sì. Sei poi uscito fuori, insomma tutto quello che è successo, le grandi feste che si sono fatte in Sardegna e non solo in occasione del tuo rilascio. Mi ricordo quel giorno ero a Baia Sardegna in uno spettacolo, il giorno che tu sei stato rilasciato è stata, mi ricordo, una grande festa. Come hai vissuto questa festa poi della liberazione dopo 6 mesi di prigionia? Ma innanzitutto ero molto contento di tornare a casa, anche perché poi vedere anche i miei genitori e mia sorella, insomma è stata un'emozione grandissima. E poi, che dire, tornare da una prigionia di 6 mesi, insomma, è indescrivibile. Tu ti ricordi l'affetto della gente quando sei uscito? Che ti dicevano i tuoi amichetti, i tuoi amici, la gente che ti diceva quando sei uscito fuori da questa prigionia? Ma adesso non ricordo esattamente cosa, perché era tutto talmente una cosa incredibile che è impossibile adesso. Comunque sentivo un affetto della gente, era una cosa incredibile. Quando ero a casa prima del rapimento non c'era tutta questa tensione nei miei confronti e dopo c'era tutta questa attenzione, tanta gente, giornalisti, polizia davanti a casa, gente che voleva salutarmi, insomma era veramente una cosa particolare. Noi ti facciamo i grandi auguri, ritorneremo ancora qui a parlare con te perché siamo molto curiosi, credo abbia fatto piacere anche ai nostri telespettatori rivederti a distanza di anni e in un'altra versione che è quella che noi amiamo di più. Via Aldo Moro a Olbia c'è Farouk Kassam, venite a trovare, ne vale la pena, il bar è bellissimo. Ciao a tutti, arrivederci.